Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Bueno, me toca Pavel Martinov. Stiamo giocando contro Pavel Martinov. Caro Can y toma y alfil de... No, C4. È un... come si chiama un attacco Panov? Panov. Hai paura del pedone isolato? No, no hay paura. Eso. Di dov'è lui? Esa no se juega mucho, ¿eh? I pedoni sospesi. Claro, lo que pasa es que puedo jugar acá, creo, ¿no? Donna 5. Stai meglio già? No, no sé si meglio, pero... Pero, por ejemplo, esta... Non ha qualche similitudine con la variante Karpov della Ninja indiana? Sí, claro, claro que sí. Migliorata. Migliorata. A ver, esta... ¿Y si te juego alfil A6 luego? Ma scusami, ma nella mia ignoranza non si può tornare con la donna in C7 e poi giocare B6? Sí, puede ser, pero también puede pasar H5, pero quiero esta también, ¿eh? Ah, e poi donna per, no? Penso di aver studiato questa posizione esattamente. Dona per y paro C4, ¿no? Que, bueno, por ejemplo acá. Sì, non è impressionante la sua posizione. No. Magari... Penso di aver visto questa stessa posizione. Sembra che il motore dice parità, ma è più facile da giocare per il nero. Sì, no. È orribile dal Più punto facile, più facile. No? Molto No. più facile. Sí. Y ahora ya se le hace difícil, ¿no? Porque Il cavallo in E3 non è forte. Esta, ponemos una ahí. Y quiero caballo A5 y caballo C4, ¿no? E poi il cavallo dice, oh, il piano di Alfa 0. Bueno. Puedo jugar H5 también acá, ¿eh? Ojo. Pero ¿sabes cuál es più forte? A me, sì, donna di 3. Era quella che volevo fare io. È un massacro posizionale questo. Claro, porque te ofrezco un cambio, ¿no? ¿No quieres cambio? È peggio, per lui si passivizza ancora di più. Y caballo A5, ¿no? Ya no hay caballo G4, no hay non c'è hay cavallo H5. G4, non c'è H5. Y puede ser esta. Bueno, y acá te ofrezco cambio, ¿no? ¿Quiere cambio? No quiere cambio. Poi prendi col pedone H ovviamente, no? Sì. Bueno, y esa no amenaza nada. Bueno. Non minaccia nulla. Esta. Stai benissimo, no? Parece que sí. Y puede ser H. Mira, esta se ve buena. Sì? Torre de 8, torre de 5, ¿no? Ora giocherà da un H2 lui. Sta bene. Me piace de momento, ¿no? Por lo menos. Bueno. ¿Y si te hago acá? A ver. Quiero cambio. E perché sei andato in H5? Ah, mira, caballo por... Tengo que tomar... Non puoi prendere con il pedone. Che sfiga. Jeep. Sí, es un pequeño error, ¿eh? Un piccolo... Magari non lo vede. Pero bueno, veamos. Toma. Torre 4, H5, ¿no? Tutto in ordine. H5 buena de él, ¿no? H5 directo. Rompe le scatole. Claro, juega bien ahí, tío. Qua sta giocando bene. Claro. Y ahora quiere torre F4, molestar con esas cosas. Entonces, vamos a hacer esa. Ora è poco chiara, no? Poco... Prima era dominante. Prima era completamente dominante. Ora non si sa bene. Bueno, pero è sempre rey più... H8 y torre G8, ¿no? Esa sería la jugada. Entonces te hago acá, ¿no? Hay que salir de los hackers, ¿no? Evitare gli scacchi, ok. Esta y ahora acá, supongo, ¿no? Sì, preferisco il nero ancora, no? Sì. Perché no? Sì, mi piace. Torre por, peón por, torre F8. Sì, mi piace. Sì? Mi piace o tomare acá directo. Un pedone è un pedone, no? Un pedone.
E un pedone, güey. Y también puede ser F5, mira, qué bonita, F5. Toma, toma, y bueno, F6. Esa rara, ¿no? Y ahora acá. Y esta. Y ahora cuidado con esta jugada, ¿no? Torre H1, jaque en C2. Esa. Bueno, ¿qué pasa? Un pedone, un pedone. Hacemos acá y seguimos. Ora stai molto meglio. Bueno, pero no te creas. No, è pericoloso, ma... Ok, stai meglio tu. Todo es meglio, pero... Bueno, ahora quiero jaque, ¿no? Dare scacco. Jaque y tomar este peón, ¿no? Prendere C. What? Bueno, es... Ah, è furbo lui. Wow. Sí, pero ¿y esta, güey? Davvero? Sí. Sei un genio. Esa... ¿Qué te pasa, güey? E abbandona. O algo así. Grandissimo. Bella, gli è crollata la posizione. Y tomamos ahí y... Está difícil, ¿no? Bueno. Bueno, y se puede jugar rey por... Y... Pero esta es meglio, ¿no? La semplificazione, no? Perché tanto recuperava la torre in C8, meglio semplificare. Tu credi che abbandonerà adesso? Creo que sí. Abbandonerà. Bellissima partita, no? Posicional ahí. Quanti turni mancano? 2. Due. Dai, riuscirai a fare bene. 7,5, 8,5. Con 8,5 somos felices. 8,5. Dai, 7,5. Bella partita, bellissima. Vediamo come finirà il torneo. A ver, veamos acá. Y clasificación como a Sí. Firuza 7,5 en 8. Firuza. Carlsen. Ah, ma tutti stanno giocando Nakamura. Vascelagrave. Ese es Tiger, es... Shankland, no. No. Era... se me fue. Non ti ricordi chi era? Comunque un torneo fortissimo, Hans. Kramnik. Kramnik. No, Kramnik. Kamsky. Ma Kramnik sta giocando. Sì. Grishuk. Ibarra. Grishuk, Ibarra y Castorz. Y Kramnik. Sugirov. Che mostri, no? Svan Erasmus. Bellissimo questo torneo. Vediamo come finirà.